Allora, eccoci benissimo, Alice Sabatini. Un po' sconvolta. Un po' stanchino. Un po' Sei bella, sei sempre bella. In questo evento importante oggi, anche rilascio, divertimento, però anche tanta solidarietà. Tanta solidarietà e tanta malinconia anche. Comunque torno a scendere, cioè scendo in campo contro la mia squadra, adesso ovviamente il terzo tempo con loro. Malinconia c'è, però lo facciamo per beneficenza e quindi è una bellissima partita di divertimento dove siamo tutti insomma in solidarietà e Ti sei riempito questa maglietta dopo un po' di tempo? un anno e un mese. A poche settimane dalla conquista della partita. Sono state bravissime perché hanno vinto il campionato e io ho partecipato ad una sola partita e ho giocato prima mattina, alla fine del quarto tempo. E sì, sono stati veramente bravi, ovviamente riprendo da dove ho lasciato, io l'ho lasciato in A2 e li ritrovo in A2. Abbiamo visto però che corri, insomma, che hai voglia di basket, però un po' che ti manca. Sì, mi manca, infatti il prossimo anno sicuramente mi allenerò, che tornerò a non lo so. Senti, abbiamo letto anche un po' delle interviste, mi piacerebbe fare l'attrice, che vediamo il giro del mondo, insomma, qual è il futuro di Alice? Il futuro di Alice per il momento finisco in Italia perché veramente è impegnativo al 100% tutti i giorni, quindi pensare di fare altro per il momento è un po' impossibile, però io spero di diventare attrice, quindi appena lascerò la corona inizierò a studiare. Già mi sono iscritta ad un corso, però ovviamente è estate, quindi inizia poi a settembre e io ce la metto tutta, poi sì, incrociamo le dita. Bocca al lupo. Grazie.